può essere capibile, non capibile, d'accordo, non d'accordo, però insomma continua. Però questa sera insomma le ho tirato un tiro mancino e bene, ed è una gioia insomma fare questo Danilo Castellin, godo, perché lui gode quando magari fa il suo bel compitino e spara a zero anche, no? Magari, e però dice non può fare repliche, e io questa sera ho voluto. Cosa sceglie Danilo Castellin? Sceglie i quattr'occhi o la gabbia? Sono due sigle diverse. Faccia lei. No, non faccio niente, io deve scegliere lei, non dovremmo Gabbia. Non so cos'è la gabbia. La gabbia, la sigla, guardi, la gabbia. Bene, ecco qua. E come sempre, bella la sigla. È come un ring. Insomma. È un ring. Chi vuole telefonare in diretta ovviamente può farlo, come abbiamo sempre fatto, c'è il numero in sovraimpressione, attenzione, ovviamente dico alla regia di passare nome e cognome e prendete il numero che vedete apparire ovviamente. Allora, Danilo Castellin, lei nasce politicamente, diciamo così, come un politico che segue la via maestra tracciata da Antonio Di Pietro con l'Italia dei Valori, ed è insomma una persona ai vertici anche in Friuli Venezia Giulia. Poi ovviamente vicissitudini interne non lo portano in consiglio regionale, ma continua ad essere ai vertici. Ultimamente però se ne è allontanato, anche perché, così mi pare, lei può contestarmi, anche perché non si è iscritto qui in Friuli Venezia Giulia, addirittura lei l'iscrizione l'ha fatta direttamente giù a Roma. No, assolutamente no. Io ho fatto l'iscrizione, io sono iscritto tuttora al 2013 qui a Pordenone. Pagato la quota? Ho pagato la quota che mi spettava come pensionato. Ah, non sapevo, è pensionato. Anche i pensionati pagano meno. Vabbè, quindi solo che oggi, allora adesso no, magari fosse così, non sono proprio un pensionato giovane, un baby pensionato. Devo dire che adesso divento serio, io non sono più dell'Italia dei Valori. Ecco perché? Perché non è più dell'Italia? Perché ritengo... Dove è stato deluso? Io ho partecipato al congresso e devo dire che ha vinto quella parte di Italia dei Valori che secondo me non avrà futuro. Secondo me non avrà futuro. Vecchio, insomma. Noi avremmo avuto bisogno in Italia di un'Italia dei Valori davvero innovativa, cioè un partito che faccia da contenitore per tutto. C'è un 50% che non vota, il 50% che votano sono scontenti dei loro partiti. Italia dei Valori doveva essere quel contenitore. Tra Grillo che serve. e Renzi chi sceglie? Renzi. Grillo no? No. Strano perché il suo ex capo era molto ed è molto vicino a Grillo. È l'ex capo. No, perché ultimamente lo vedo sempre lui in TV. È ritornato in TV. Io il segretario dell'Italia dei Valori non l'ho mai visto. Questo dimostra che ha vinto il vecchio, cambiare tutto per non cambiare nulla. Ah, quindi ripeto il colpevole pure lui. Diciamocelo anche se certo. Assolutamente sì. Perché Renzi? Perché ritengo che, Renzi anziché Grillo, io credo che Renzi comunque ha fatto delle affermazioni, per esempio ha parlato di scuola, ha parlato di innovazioni, sta parlando di fatti, di cose. A me non piace più destra e sinistra, perché parlare di destra e sinistra tu fai un recinto. È obsoleto, dai. Tu fai un recinto, perché se io dico sono di sinistra, quello che di destra dice è di sinistra, quindi non così è stato fino ad oggi. Fino ad oggi. Io voglio parlare di cose.
parliamo di cose. Però se vi mancava Berlusconi cosa facevate? Questa sera... Se vi mancava Berlusconi cosa facevate? No, se mancava Berlusconi... Se manca Berlusconi, lei cosa dice? Ma io voglio che in Italia nasca un partito della destra, che sia un partito normale. Qui guardate, io ho fatto un'Isola 3-4 mesi fa, dove ho detto, e lo ripeterò quando ritornerò a fare l'Isola, dove dicevo, attenzione che quando arriveranno le sentenze di Berlusconi, cade il governo. Io l'ho detto, in tempi non sospetti. Ma lei si è tagliato i baffi perché non vuole più appartenere a quell'amico Castellarin dell'Italia dei Valori? No, semplicemente ho sbagliato e mi sono tagliato metà baffo e quindi ho dovuto tagliare tutto. Sì, ma nemmeno in regione siete riusciti ad avere... Ho detto che questo partito doveva rifondarsi e c'erano le possibilità. Ma non poteva rifondarsi con Ingroia, con Ingroia aveva tirato giù tutti. Ma Ingroia è stato un passaggio, un episodio. Ma lei era d'accordo? Non ero proprio contrario, perché Ingroia io non mi vergogno di aver votato Ingroia. Io non mi vergogno di aver votato Ingroia. Io mi vergognerei a votare dell'ultimo, ma Ingroia io non mi vergogno. Ma d'accordo, ma dammi una curiosità, lei non si vergogna di votare Ingroia, però un attimino non è diventato rosso avendo votato Ingroia quando il magistrato trombato pretendeva di ritornare a lavorare dove aveva lavorato andando contro la legge, lui che la legge la deve far rispettare? Cosa ha fatto? Voleva tornare a lavorare dove? Ma perché l'hanno contro la legge? L'hanno mandato ma perché non la conosceva? Allora siamo come al solito siamo i garantisti a giorni alterni. Io sto dicendo, lei sta dicendo un particolare, lei mi dà un... tu stai dicendo una cosa che con Berlusconi o con tutti i berlusconiani non l'avresti mai detto. Di Ingroia ha solo chiesto delle cose, non ha mai detto voglio farlo anche se è illegale. Ma secondo te, scusami, è giusto che un... No! Ce ne sono moltissimi. Posso parlare? Ma lo so già dove vuoi arrivare. Cioè dove? Vuoi arrivare che è giusto che un magistrato entri in Parlamento e poi ritorni a fare il magistrato? Questo voglio dirlo. Questo vuoi dire è giusto? E io sono dell'avviso che un magistrato che fa il parlamentare non può più continuare a fare il parlamentare. Per candidarsi, dimettersi. Secondo me avrebbe dovuto dimettersi. I DV gliel'ha chiesto, lui non ha accettato e poi in seguito ha dato le dimissioni. No, ma lui ha detto io non sono come Danilo Castellarin che posso ricevere la pensione, non sono ancora in anno di pensione, così ha detto, dichiarazione di Ingroia. Senti, come vedi il futuro del nostro paese? Sai che vogliono staccare la spina a corrente alterna, a Letta. Guarda, il 9 giugno è una data importante, domenica e l'8 siamo vicini, teniamo indietro dei 50 anni. Staccano la spina perché ritorno sempre qui, cioè noi abbiamo Lupi, lei Cicchito, se sogna di notte tutta questa gente, Berlusconi, ma se apriamo il telegiornale e vediamo Berlusconi, io vedo che lui ha le puntine e ogni volta... Allora io sto dicendo invece una cosa ben diversa, venendo su ho visto le bandiere davanti a Lidl Standard, davvero, ma ci siamo con il balocco dell'IMU e dei problemi giudiziari di Berlusconi. È veramente disgustoso addirittura, è disgustoso. Io questa sera volevo portare dei fatti reali. Il prossimo anno, nel 2014, noi avremo il fiscal compact di 50 miliardi. Avremo il MES, il salva stati europeo, che ci obbliga in 5 anni a pagare 125 miliardi. Allora io mi chiedo, ma che te frega, a te sei in pensione. Ma a questo punto perché uno fa politica lo fa solo per il proprio interesse? Io non ho non ho mai fatto politica per me stesso, mai, proprio perché non ho mai... quando dicevo delle cose non ho mai altri nell'Italia dei Valori altri nell'Italia dei Valori secondo te sì? Certamente. Anche in regione? Ma certamente sì. Anche in regione. Senti, non facciamo nomi, ma chi li vuole li può conoscere, sicuramente sì. Quindi però hai ammesso, l'hai scritto su un tuo libro, che l'unico ospite che veniva qui e che non aveva problemi a parlare ciò che voleva la gente, perché
l'ultima volta io ho parlato del reato di clandestinità, ma io lo so benissimo che se vado in qualsiasi luogo pubblico e dico gli immigrati a calci nel sedere dobbiamo cacciarli, io ho 8 persone su 10 che mi dicono bravo, e mi avrebbero detto Castellarin ha messo la testa a posto, e invece sarei stato un imbroglione perché non la penso così, difatti, e dicole del resto. Ma difatti nessuno ti dice nulla, ognuno la pensa. Non ho voluto imbrogliare le persone, invece gli altri ti intortano, imbrogliandoti. Ma difatti questo vuol dire, uno che accende la TV per vedere Di Meo sa già più o meno Di Meo quell'idea, certo. Non è che Di Meo viene qua per avere 4-5 spettatori in più, cambia l'idea, certo. Di Meo è quello nelle H24. Allora io ringrazio, visto che non era difficile, ringrazio il compagno Nilo Castellarin, perché adesso insomma... Ed è anche questo, cioè anche questo. Compagno, non è mica compagno perché è colorato. Io volevo dire l'amico Castellarin, scusa, mi è sfuggito questo termine antico. Quando qualcuno, attenzione l'assioma, quando qualcuno non è con Berlusconi o con questa destra, diventa il magistrato che condanna dell'utero e così, sono comunisti. Sono dei magistrati che applicano la legge. Ma perché compagno gli dà fastidio? A me non dà fastidio quando io... No, ma so il senso del compagno. Ma no, col PD, ho detto passi nel PD, ormai è assodato, sei, insomma, lui ha detto Renzi, da dire che Renzi... Io ho detto tra Renzi e Grillo, chi sceglie? È un po' diversa, mi sembra. Tra Renzi, Grillo e Bersani. Ricamiamoci sopra. Dai, ti ricordi però qualche mese fa quando Renzi da sindaco andò ad Arcore, tutti dissero Renzi è un berlusconiano, Renzi è qua, Renzi è là, mentre Renzi, te lo dico io, se si fosse candidato a premier avrebbe vinto a man bassa. Questa sfida, e invece è così, comunque così. Bene, allora, è stato un agguato, comunque rimane un agguato, rimane un agguato. Beh, da uno come me cosa ti attendi? Insomma, sono in stile vietnamita, Viet Cong però. Grazie Danilo Castellarin, l'ultimo ospite. Grazie a te. Alla prossima.